No, Alex Marquez ha fatto capire che c'è l'offerta KTM per affiancare Maverick Viñales a sto punto e vediamo Tech 3 quale, perché pare Tech 3 adesso è ancora lì che deve decidere da farsi se restare KTM o meno, per cui o KTM o resterà Gresini, perché cioè, qual è la notizia? Che praticamente Ducati non gli ha fatto l'offerta di un L'ha contratto fatto. di pilota, Sì. perché adesso viene pagato l'ho sempre detto, tanto Salvarani aveva già scritto nelle dirette dove aveva ospite per lo Report, però pagato da Estrella Galizia, metti che anche Cresini fa uno sforzo, però non può permettersi certe cifre e Ducati non inserisce Alex Marquez tra i contratti di piloti factory. Questa è una notizia, ad esempio. L'unica cosa, e per me ci sta che Alex Marquez, cioè, vada a monetizzare, vada a Sì, fare. anche perché fa 30 anni